They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Buonasera. Buonasera, buon pomeriggio. Sono le 3. Sì, sono le 3. Ah, buon pomeriggio. Vabbè, io ero abituata al buongiorno, quindi... Esatto. Cioè, comunque... Iniziare il video con comunque. Allora, di solito lo inizio con allora, quindi riprendiamo con allora. Eravamo a Bosa, cioè vabbè, l'ultima volta ci siamo lasciati che eravamo a Golfo Aranci e il giorno dopo volevamo andare via dalla pioggia, quindi ci siamo spostati in zona di Sassari che volevamo fare un trekking al Monteforte perché il tempo aveva detto che lì non c'era la pioggia, ma siamo portati dietro le nuvole. Cavolo, sì, la mattina Wow, che bello. stava piovendo. E allora abbiamo abbandonato l'idea di fare qualsiasi cosa e siamo tornati in paese perché c'erano delle commissioni da fare e quindi poi adesso siamo nuovamente in viaggio e ci troviamo nella zona ovest, giusto Giorgia? Brava. Eravamo a Bosa perché abbiamo fatto carico e scarico, adesso non ci ricordiamo la via esatta, però comunque vicino all'Eurospin, proprio all'entrata del paese, diciamo, c'è un autolavaggio e c'è un'area per il camper. Adesso ci stiamo dirigendo verso Cuglieri, insomma stiamo iniziando a scendere e faremo la zona sud piano piano, sperando in un... No, che ci assista... no. Non lo dire. Non lo dire. Niente. Ci vediamo comunque verso giù. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Buongiorno. Buongiorno. Stanotte abbiamo dormito a Santa Caterina di Pitinurri. Fino alla torre. Adesso siamo in marcia e stiamo andando... Dove stiamo andando esattamente? Allora, a vedere la cascata di Caponieddu. Capunieddu. Vabbè, praticamente è l'unica cascata in Italia che si getta sul mare. Esatto, 40 metri. Un salto di 40 metri. Sperando che questo periodo dovrebbe essere in piena. In estate ovviamente È secca, è sì. secca. Vabbè, dice che è piena dopo le abbondanti piogge e quindi diciamo che di pioggia ne ha fatto in abbondanza. Esatto. E allora si spera che sia piena. On your boss, don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right. Yeah. Abbiamo iniziato il sentiero che oltretutto non è segnato e quindi, come c'è scritto su internet, andate a sentimento. Sì, ognuno praticamente va dove... Ma questo è quello che dice dà meno fastidio alle proprietà private, perché passa per sentieri non privati, è un po' più lungo, però almeno non... Invece altri scavalcano cancelli. Perché ce n'è un altro che cerchiamo parte dal resort di Capunieddu che si trova un po' più su, però dice che devi scavalcare in dei cancelli che comunque vai in terreni privati e qualcuno si è anche lamentato, quindi non va bene. Sì, ci sono proprio cartelli, no cascata, no cascata. Esatto, quindi magari qualcuno per farla più breve, perché pare, guardando su Maps pare che ce l'hai di fronte, mentre qua insomma sì, ti godi un po', lungo costa, ti godi la costa vediamo e quanto tempo ci vuole. Se non ci perdiamo ci vediamo alla cascata. No, non la dobbiamo trovare. La dobbiamo trovare. Sì. Alcune parti sono esposte, altre meno. Poi in alcuni punti vai all'interno della fitta vegetazione, lì che c'è scritto di stare attenti a non perdersi, ma ancora non abbiamo visto neanche le impronte dei cinghiali in terra, quindi boh, non ce n'è. Dei Anche nostri per amici dei cinghiali. nostri amici cinghialotti. Poi qua è tutto un divieto di caccia. Sarà pieno. Sarà pieno. Poi la caccia oltretutto è finita perché siamo a febbraio. C'è un bel guado qui. No, troviamo vie alternative. E che c'è il guato.
could be special if I get rid of the devils that think that I'm in the weather like they've been waiting to settle this. I don't think you understand what I'll go through just to be. Siamo immerse qua in mezzo, la strada a fatica si vede. Ci siamo, Posti che vai, gatti che trovi. siamo due gattare. Anche se uno mi ha soffiato, quindi non te ne meriti. Tieni. Dopo pranzo abbiamo fatto una passeggiata a Sarkhitu, poi abbiamo riempito 2 taniche d'acqua perché adesso dobbiamo fare il bucato. Poi ci siamo spostate verso le dune di Supalosu, dove siamo adesso, e dove chiudiamo questa giornata, tanto sono già più delle 5, le 5 passate. Adesso vi faccio vedere la location e ci vediamo domani.